Senta, una battuta anche sulla sanità. Ci sono state delle critiche importanti da parte del Partito Democratico relativamente alla delibera della Giunta sull'ospedale unico. Le chiedo, questo progetto è stato accantonato definitivamente oppure no? Perché la gente se lo chiede. Diciamo che il PD non ha altro che fare che da criticare chi sta facendo. D'altra parte, specialmente il PD locale, vediamo come è amministrato per anni e anni. Relativamente all'ospedale, posso dire una cosa: l'ospedale unico non è stato accantonato, non è stato stracciato. Perché? Perché se si riuscisse a incrementare il bacino dell'ASL attuale 10-200 e 10-200.000 abitanti con altri 80-90.000, e mi rivolgo naturalmente vicino, c'è una parte della provincia di Treviso, si potrebbe pensare ad avere finalmente un ospedale importante. Viceversa, quello che veniva fuori, come ho già detto, ripetermi non è anche la mia forza, perché cerco di essere chiaro, con 200.000 abitanti la cosa migliore è salvaguardare i due ospedali che abbiamo, Portogruaro e San Donà, mettere a posto le basi sanitarie, ho imparato che si chiamano le apicalità, quindi i primari. Ecco, posso dire che, come promesso, dal 1° di ottobre, quindi tra una decina di giorni, il punto nascite aprirà. Vedremo di integrare i primari, quelli che mancano, che se ne sono andati. Anche qua se ne vanno perché qua c'è poco lavoro, lavorano poco. Bene. Trovano modo di andare in altri ospedali dove sono richiesti, fanno i loro concorsi. Qua è una testimonianza anche la gente nostra, il popolo, la gente nostra, mettendo dei bravi primari, in qualche modo diamo sicurezza. Speriamo che ci siano più, non so come chiamarli, pazienti, certo, perché non si possono chiamare clienti. Grazie a Fabiano Barbisan, consigliere regionale del Veneto.